Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 19 gennaio 2024. Malore fatale dopo l'incidente con l'auto, si è spento Vincenzo Tramontino, 86 anni, il sinistro è avvenuto ieri mattina a Fara dal Pago. L'uomo è uscito autonomamente di strada senza riportare ferite, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, probabilmente lo shock legato all'accaduto ha innescato un malore che ha reso necessario l'intervento dei sanitari. Inutile purtroppo la corsa dell'ambulanza all'ospedale San Martino di Belluno scortata dai carabinieri. Tramontina è morto in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni. E un altro incidente stradale si è verificato ieri mattina a Ponte nelle Alpi, 4 i veicoli coinvolti, nel sinistro avvenuto attorno alle 9 a Rione Santa Caterina. Uno dei mezzi si è ribaltato su un fianco, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le autovetture con l'ausilio dell'autogru a recuperare il veicolo rovesciatosi. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi. Incidente sul lavoro a Livinallongo, uno spazzacamino è scivolato dalla scala su cui stava operando finendo a terra da un'altezza di 4 metri. Sul posto l'elicottero dell'aiuto alpine per soccorrere il 50enne altoatesino rimasto sempre cosciente. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bolzano, fortunatamente non è in pericolo di vita. Indagato per atti osceni in luogo pubblico un anziano residente nel Longaronese, fatti aggravati dalla minore età della ragazza di fronte alla quale l'uomo avrebbe in più occasioni compiuto il reato. L'anziano è stato denunciato dalla famiglia della giovane. Condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione un uomo accusato del furto di un bancomat dal quale ha effettuato prelievi per 500 euro. L'episodio risale all'agosto del 2020, quando è stato denunciato l'imputato lavorava a Cortina per un'impresa di costruzioni. Secondo quanto ricostruito in sede processuale, l'uomo aveva sottratto la carta di pagamento dalla stanza assegnata come domicilio temporaneo a una donna e aveva prelevato per 2 volte 250 euro. Accortasi dell'ammanco, la donna ha presentato una querela facendo scattare le indagini che hanno portato alla sentenza di condanna. Pista da bob a Cortina, scadeva ieri a mezzogiorno la gara per la presentazione delle proposte di realizzazione dell'impianto in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Arrivata un'offerta ad avanzarla al gruppo Pizzarotti all'interno di un progetto fortemente ridimensionato rispetto alle prospettive iniziali. Lavori per un valore di 81,6 milioni di euro. Si attende ora la riunione della commissione aggiudicatrice e le valutazioni del piano proposto in relazione ai requisiti di gara. Superstiti e sopravvissuti del Vajont in udienza da Papa Francesco. Il gruppo, composto da circa 200 persone, è partito ieri mattina verso Roma e oggi, assieme al vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni, sarà in Vaticano per incontrare il pontefice. L'udienza è in programma alle 10:30. La comunità longaronese porterà a Papa Francesco alcuni omaggi, tra cui un pastorale scolpito nel legno delle Dolomiti, l'opera dell'artista Mauro Lampo Livotto. A seguire il vescovo Marangoni celebrerà una messa nella Basilica di San Pietro. Passiamo allo sport, hockey, primi 3 punti per il Cortina nel Master Round di Alps League, esordio con successo nella gara di ieri contro il Renon, battuto 6-4. Gli altoatesini saranno gli avversari degli ampezzani anche nella finale scudetto al meglio delle 3 in calendario la prossima settimana. Domani invece nuova gara di Alps League in trasferta sul ghiaccio del Bregenwald. Calcio, Dolomiti Bellunesi a Sedico domenica contro il Mori Santo Stefano, penultimo nel girone C di Serie D. In eccellenza giocherà invece domani il Cavarzano, che si trasferirà al Polisportivo di Belluno per ospitare il Porto Mansuet. E sempre in tema di calcio, il bellunese Gabriel Marcone è stato convocato nella nazionale italiana Under 16 dal tecnico Daniele Zoratto per prendere parte al torneo dei gironi. Marcone, originario di Gosaldo, è attualmente in forza all'Hellas Verona. Pallavolo Serie 3, domenica il derby veneto tra Belluno Volley e Sandona, gara alla Spes Arena alle ore 18. E infine il calcio a 5, Canottieri Belluno in campo domani, anch'essa alla Spes Arena, contro la capolista di A2 Maccan Prata. Fischio d'inizio alle ore 16. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.